È stata Daniela Barel ad aggiudicarsi il 27° Premio Nazionale Parole attorno al fuoco, concorso letterario indetto dalla sezione di Treviso con il gruppo di Arcade. Il suo Tutte le stelle del creato ha conquistato la giuria. Premio Res Publica 2021 all'Associazione Nazionale Alpini. La giuria ha assegnato il riconoscimento per l'area Protezione Civile all'ANA e congiuntamente al generale Francesco Figliuolo. Il generale Biagio Abrate, capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2011 al 2013, dopo il congedo ha scoperto la passione per la scultura, nei suoi bassorilievi sentimenti e pensieri di una vita intera. Avere qualcosa da dire? Magari sì, ma poi saperlo scrivere e a questi chiari di luna pandemica e vaccinale giustificatissimi quelli che non l'hanno fatto, del pari apprezzatissimi quelli che hanno pensato, immaginato, scritto. Si rivolge così ai presenti alla cerimonia di premiazione del concorso nazionale Parole attorno al fuoco il presidente di giuria Giovanni Lugaresi. Il periodo di pandemia è pesato negativamente sui numeri degli elaborati, 44 rispetto ai 53 dello scorso anno, ma positivamente sulla qualità, con testi ancor più di primo ordine, giunti non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Quando c'è stata l'immigrazione l'alpino è andato in tutto il mondo e quindi tanto di cappello a tutti quelli che scrivono. Negli anni scorsi sono arrivati tanti racconti anche dall'estero e quindi questo ci dà anche un po' di più coraggio per andare avanti. Ad aggiudicarsi la 27ª edizione del premio la trevigiana Daniela Barel con Tutte le stelle del creato, un delicato racconto di un intimo mondo familiare fra stelle alpine e stelle cadenti. Inizialmente mi ha ispirato la storia delle raccoglitrici di stelle alpine. È partito da lì, da un articolo che avevo letto sul Quindicinale e la storia volevo incentrarla su quello, poi in realtà pensando mi è venuta quest'altra storia di questa bambina cieca e poi sì, la storia si è evoluta in quel senso, insomma, però lo spunto sono state le stelle alpine, la storia di queste donne che raccoglievano le stelle alpine, insomma. Secondo posto per Carlo Monteleone di Reggio Calabria con Il mio tenente, terzo per Katia Tormen di Belluno con Leggero, 2 anche i premi speciali assegnati dalla giuria a fronte di valutazioni profonde e ponderate. Noi siamo molto fortunati e molto grati alla presenza di Giovanni Lugaresi, che è un uomo di grande modestia e di grandi capacità e visioni culturali davvero significative. Sotto la sua ferma regia, il suo fermo coordinamento si riescono a leggere questi racconti e a interpretarli secondo degli occhi che certo sono la nostra sensibilità ma anche una visione alpina, una visione di coralità. I racconti dei primi 3 classificati, i 2 dei premi speciali e i 7 segnalati sono stati raccolti come sempre in una pubblicazione, mentre i presenti alla serata hanno potuto ascoltarne alcuni spezzoni dalla voce di lettori professionisti. Anche il suo desiderio si era realizzato, grazie alle stelle. Sono ormai 27 anni che la sezione ANA di Treviso ed il gruppo Arcade organizza il concorso nazionale Parole attorno al fuoco. La montagna, le sue storie, le sue genti, i suoi soldati, i suoi problemi di ieri e di oggi, il tema principale che da un paio d'anni ha riscosso anche l'attenzione del mondo della scuola. Abbiamo iniziato questa collaborazione con gli alpini portando questo concorso anche nelle scuole. Proprio per avvicinare i ragazzi alla scrittura, soprattutto in questo momento di difficoltà, perché per i ragazzi non è facile fare scuola in questa maniera. E credo che questo possa essere un incentivo anche per loro, per fermarsi, per riflettere, per poter vedere dentro se stessi e intorno a loro cosa c'è in questo momento. Calato il sipario sulla 27ª edizione di Parole attorno al fuoco, già si pensa alla prossima e ancora una volta
Ad aprirne la partecipazione ai più giovani. Già il fondatore del premio letterario Operato nel Fuoco lanciò a suo tempo questa idea di promuoverlo anche nelle scuole. Poi è maturata nel tempo e già da 2 anni fa abbiamo aperto appunto le scuole medie superiori della provincia di Treviso attraverso il MIUR. Abbiamo visto anche oggi la presenza della dottoressa Pastro ed è un bel feeling fra alpini e scuole, anche perché questo ci permette di trasmettere i nostri valori, i nostri ideali appunto alle generazioni future. Premio Res Pubblica 2021 all'Associazione Nazionale Alpini, il riconoscimento istituito per la prima volta nel 2017 dall'Associazione Buon Governo e Senso Civico è stato consegnato nelle mani del presidente Favero nella sala Ghislieri nella città di Mondovì. La giuria, presieduta dal dottor Antonio Maria Costa, già vice segretario dell'ONU, ha assegnato il premio per l'area protezione civile all'ANA e congiuntamente al generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid. La giuria del premio Res Pubblica è onorata di attribuire il premio per il comparto protezione civile all'Associazione Nazionale Alpini, che ha elevato il desiderio di aiutare il prossimo a imperativo morale. Grazie mille. Noi apprezziamo il fatto che gli alpini per definizione sono giovani o comunque sono sempre giovani e l'associazione mira appunto a quello, a risvegliare nei giovani la forza e il coraggio che ha sempre caratterizzato gli anziani alpini e noi vogliamo fare lo stesso. Speriamo di creare tra i giovani non militari, tra i giovani nelle scuole, nelle università, quel senso civico analogo a quello che gli alpini hanno dimostrato nella loro specialità. La volontà di proporre valori chiari e profondi come linee guida per la condotta del proprio operato, stimolando i giovani affinché si sentano parte della vita civica, è da sempre uno degli obiettivi dell'ANA ed il premio Res Pubblica non fa che confermare che i volontari con la penna hanno intrapreso la giusta strada. Volontari che anche in questo momento pandemico hanno dato la loro disponibilità e hanno dimostrato veramente l'attaccamento al senso del dovere e al senso della solidarietà. Ecco, sono quelle cose importanti, è quel senso civico, quella disponibilità che dovrebbe essere comune a tutti. Io credo che gli alpini su questo hanno dato ancora una volta all'Italia un segno e un simbolo, se vogliamo anche una lezione di come ci si deve comportare. Esistono passioni ed abilità che quasi per una vita intera restano nascoste, latenti, in secondo piano, quasi a non voler portar via attenzione ed energie a chi è impegnato altrove. Poi arriva il giorno in cui prendono il loro tempo, o forse siamo noi a concederglielo. Così è accaduto al generale oggi in pensione Biagio Abrate. Una lunga carriera militare la sua che lo ha portato ai vertici della gerarchia nel ruolo di capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2011 al 2013, che per la prima volta ha esposto a Bassano nella mostra Sentimenti e pensieri i suoi bassorilievi realizzati dopo il congedo. Abituati a ritmi di vita e di lavoro straordinari, poi ci si trova con tanto tempo libero, ma il tempo si abbina bene con la memoria. Allora avevo più tempo per pensare, più tempo per ragionare, mi venivano alla mente tutte le sensazioni, i ricordi di quando ero bambino, di quando ero piccolo e anche quelli forti di quando ero militare, quindi dei miei militari. Allora ho pensato, 2 anni dopo, nel 2015 per la prima volta, ho pensato di fare qualcosa che potesse rimanere anche ai miei figli e ai miei nipoti. Nelle sue sculture scene di vita quotidiana immortalano un tempo ormai passato, ma ancora intatto nei ricordi del generale Abrate, anche quelli più lontani da bambini, quando uno scalpello divino ancora doveva scolpire il suo carattere e la sua anima. La religione era pregnante per noi da giovani, veramente era la nostra scuola, le fondamenta per il futuro della vita ce le ha date il parroco, ce le ha date la maestra a scuola. Sono state cose semplici, però sono quelle vere che contano e che mi hanno poi consentito anche di fare tutta la carriera. Naturalmente la fortuna e la provvidenza hanno fatto la loro parte, perché ci vogliono anche quello. Accanto ad ogni scultura un pensiero semplice, uno spunto di riflessione come una cornice che delinea i tratti più significativi dell'opera stessa.
ho modificato l'atteggiamento, per esempio, dei soldati romani, di quello che pianta i chiodi, ho messo anche il pensiero di quello che è costretto a piantare i chiodi, perché sta eseguendo un ordine, non è una cosa che uno fa, cioè l'essere umano non può farsi vincere per quello. Poi ho scritto anche che chiede perdono per questa sua debolezza a Gesù mentre lo sta inchiodando, però questo è il minimo proprio per chiudere il pensiero e il filone che mi caratterizza e che credo caratterizzi tutti noi.